È voluto tornare Flavio Insinna. Dopo la prima volta, a fine luglio, l'attore e presentatore ha fatto nuovamente visita al centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina per dire no, ancora una volta, alla chiusura del reparto di eccellenza che, se non arriverà una proroga, avverrà a fine gennaio. È stata una mattinata particolare vissuta nei reparti insieme ai piccoli pazienti, con la colonna sonora delle voci del piccolo coro Don Bosco di Taormina, che ha regalato un momento di gioia a bambini e famiglie. È un reparto che non può essere chiuso. Dice, ma è già stato aperto Palermo. È aperto Palermo, rimane aperto Taormina, ne apriamo un altro in Calabria, poi ne apriamo uno a Modena, uno in Veneto, uno a Sassari, uno a Roma, un altro a Roma. Perché, ripeto, le leggi sono fatte non per renderci schiavi, ci devono rendere la vita migliore. Dice, ma c'è la legge, ma c'è la cosa, ma c'è il bollo. Se le persone di buon senso, umane, si mettono sedute, la soluzione la trovano, posso dire, mi aggiungo in problema, tutti insieme la troviamo. C'era la giunta del comune di Taormina, il vice sindaco Giuseppe Sterrantino, il consiglio comunale al completo, perché il messaggio vuole essere quello di una unione di intenti per salvare il centro. Vi basterà guardare queste famiglie negli occhi, le bambine e i bambini che vengono salvati, e la soluzione si trova in un istante. È che uno le cose le deve venire a vedere. Io ho avuto la fortuna di vedere una foto di Rosario Fiorello, mio grandissimo amico, insieme al professore qua, e siccome io conosco Rosario, ho detto, se Rosario si muove vuol dire che è una causa di altissimo livello. Sono venuto in Sicilia e sono venuto proprio apposta e ho capito che non mi ero sbagliato, e cioè che questa è una causa da sposare proprio con tutto il cuore, visto che siamo in una cardiochirurgia pediatrica. Accanto a Flavio Insinna c'è Sasha Gati, il primario dei miracoli, qui a Taormina. Il momento più emozionante, quando Insinna ha letto la lettera di Ludovica, 16 anni, nata a Taormina con una cardiopatia importante e che necessita di controlli continui. Quindi non poteva mancare la richiesta a Babbo Natale. Poi letterina a Babbo Natale, la faccio io, sono cresciuto, ma Così. Babbo Natale esiste, lo diciamo. Babbo Natale, ci tieni aperto il reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina per sempre, so che con la slitta ci porterai il tuo regalo. Entrambi ricoverati in ospedale per le ustioni provocate dall'acido, adesso marito e moglie si accusano a vicenda. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della lite scoppiata a Palma di Montechiaro tra una cinquantenne e l'uomo dal quale si stava separando. La donna ha raccontato di essersi allontanata dalla casa protetta di indirizzo segreto dove viveva con la figlia dopo aver denunciato il marito, Saro Gioacchino Morgana, di 48 anni, senza dare comunicazione alla polizia e nemmeno agli operatori della struttura, per recarsi nella sua ex abitazione per prendere alcuni vestiti e lo zaino della ragazzina avuta da una precedente relazione. Un passo falso seguito da un altro, aver avvisato il marito. Qui l'uomo l'avrebbe attesa nascosto dietro una porta e le avrebbe lanciato l'acido contenuto in una bottiglietta. La cinquantenne si sarebbe difesa e il liquido in gran parte sarebbe finito sul volto e il collo dell'uomo, che si trova adesso ricoverato al Cannizzaro di Catania con ustioni di terzo grado, mentre la moglie è al San Giovanni di Dio di Agrigento con ferite lievi guaribili in 20 giorni. Morgana, che ha dei precedenti penali, è ora indagato per lesioni gravissime ed è in stato di arresto. Sentito in ospedale, ha raccontato l'esatto contrario, e cioè di essere lui la vittima dell'aggressione. La donna parla di atti di violenza mai denunciati. Solo lo scorso novembre si sarebbe decisa a chiedere aiuto alla polizia denunciando un episodio. Subito era stato avviato il codice rosso che prevede l'allontanamento dall'abitazione familiare. In attesa di definire meglio i contorni dell'intera vicenda, il procuratore di Agrigento, Giovanni Di Leo, invita alla prudenza e a non divulgare ulteriori dettagli. Sant'Agata è la luce del suo martirio, non un semplice evento storico, ma una testimonianza di fede che i devoti e la patrona di Catania sono chiamati ad interiorizzare e vivere. In Arcivescovado la presentazione della festa di Sant'Agata, celebrazioni solenni, grandi processioni, ma no a passerelle, a danze con i veli o manifestazioni improvvisate, che tutto si svolga con spirito evangelico e di testimonianza dei valori cristiani. Questa è l'indicazione dell'arcivescovo Luigi Renna. Ma si diventa martiri quando si è coerenti con la propria fede, quando si è coerenti per non fare compromessi con il male, quando non ci si lascia corrompere, quando non si segue una mentalità che è vuota e che porta a disprezzare Dio, a disprezzare gli altri, a venir meno ai nostri doveri.
I portatori di Candelora sono invitati a non apporre nei ceri e orpelli quali foto, magliette. Anche gli statuti delle associazioni agatine saranno nei prossimi mesi rivisti. Chi fa parte delle associazioni agatine anzitutto le frequenti, poi deve essere molto stringente il fatto che non si siano avuti e non si abbiano problemi con la giustizia e che si sia lontani da associazioni di carattere politiche. Il triduo sarà preceduto il 31 gennaio con una messa per e con le donne vittime di violenza. Il 5 febbraio arriverà in città per celebrare il pontificale il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Il comitato lavorerà in silenziosa operosità ed oggi è la prima uscita pubblica del neopresidente. Dobbiamo fare in modo che i ragazzi devono restare qui a Catania in quanto rappresentano il nostro presente. Il sindaco chiede intensità religiosa e civile. Chi ama Sant'Agata deve dimostrare di amare anche Catania. Significa rispettare le regole stradali, significa non posteggiare in doppia fila, perché sono stanco di credere che a Catania tutto può essere fatto perché non ci sono i vigili urbani, quando poi gli stessi cittadini vanno al nord e rispettano le regole anche se non ci sono i vigili urbani. Trantino ha annunciato che non salirà sulla carrozza del Senato per dare spazio ai ragazzi che vinceranno il bando La Catania del futuro. Una festa che mira a fare sempre più spazio ai giovani. Il concerto del 3 febbraio è stato affidato agli studenti del Conservatorio Bellini. Siamo sui 260 e mi sa che possiamo anche fare di meglio. Sei in autostrada, superi i limiti di velocità e registri anche un video. È quello che ha fatto un quarantenne mentre percorreva l'autostrada tra Siracusa e Avola. Il limite è di 80 km/h, lui andava a 270. Rischia la patente? Certamente sì, perché è stato segnalato agli organi competenti per quanto riguarda la revisione della patente di guida e quindi l'accertamento della permanenza dei requisiti psicofisici. Il video pubblicato sui social lo ha visto anche la polizia stradale. Così per l'automobilista spericolato è arrivata una multa, accompagnata dalla revisione della patente. Il cellulare alla guida è un vero problema, un grosso rischio per chi lo usa e non solo, che fa aumentare anche la probabilità di incidenti. In Italia un automobilista su 10 gira un video proprio mentre è al volante. Troppi conducenti si distraggono mentre sono alla guida del mezzo, non solo per farsi video ma anche per utilizzare gli smartphone, per leggere, per scrivere, per parlare al telefono cellulare. Ma il cellulare alla guida non è l'unico problema. Associamo l'utilizzo del cellulare ad esempio alla velocità o alle manovre azzardate o peggio ancora all'utilizzo delle sostanze alcoliche e stupefacenti. Quando si sale in auto bisogna portare con sé una buona dose di prudenza per la sicurezza di tutti. Raffreddori e influenze sono già in circolazione. Per chi vuole prevenire i malanni di stagione sarà possibile prenotare il vaccino antinfluenzale nelle farmacie della provincia di Catania, grazie all'accordo stipulato tra l'ASP e Federfarma. 50 le farmacie convenzionate che hanno già aderito alla campagna. Il vaccino antinfluenzale è raccomandato e gratuito per i bimbi da 6 mesi a 6 anni e per gli anziani over 60, inoltre per i soggetti a rischio, perché ad esempio affetti da malattie croniche. È raccomandato ma non gratuito per donne in gravidanza, addetti ai servizi pubblici come forze dell'ordine o insegnanti, per chi lavora a contatto con gli animali, per tutti coloro che vivono con persone a rischio e per i donatori di sangue. Contestualmente alla vaccinazione antinfluenzale, tutti i cittadini potranno anche ricevere gratuitamente il vaccino anti-Covid. L'iniziativa è rivolta ai cittadini dai 12 anni in su, con esclusione dei soggetti con allergie specifiche a farmaci. Il vaccino somministrato è l'ultimo messo a punto in casa Pfizer. La dose di richiamo è a distanza di 6 mesi dall'ultima ricevuta o dall'ultima infezione. La vaccinazione viene consigliata anche a familiari, conviventi o a chi si prende cura di persone con gravi fragilità. Per prenotare la vaccinazione, i cittadini interessati dovranno rivolgersi direttamente alla farmacia di fiducia. Abbiamo percorso tutti i negozi di Corso Italia, da Piazza Europa a Via Tinnea, uno solo che avesse detto che ha il problema dell'estorsione.
Tutti hanno detto fortunatamente non abbiamo il problema, certo se lo avessimo ci rivolgeremo alla vostra associazione. L'avvocato Enzo Guarnera, presidente dell'associazione anti-racket, antimafia e legalità, ricorda con amarezza quella passeggiata al centro di Catania per sensibilizzare i commercianti a non pagare il pizzo. A distanza di pochi mesi le carte dell'inchiesta a doppio petto hanno svelato un'altra verità. Almeno un paio di quei commercianti cedevano alle richieste di estorsione, praticando anche sconti fino al 40% sui capi di abbigliamento. L'inchiesta è quella che ha portato alle dimissioni del presidente degli industriali di Catania, Angelo Di Martino, la cui azienda avrebbe pagato il pizzo per 20 anni. Guarnera, che per professione difende alcuni collaboratori di giustizia, sa bene che il racket agisce su tutto il territorio, foraggiando le cosche. Siamo stati qualche anno fa dalle parti di Mister Bianco, Piano Tavola, dove diciamo che il pizzo lo prendevano i martellina, gli schillaci, e tutti dicevano che il problema non l'avevano. Io so per certo, da il collaboratore fondamentale del gruppo Martellina, Francesco Squillaci, al quale poi raccontai per telefono questa cosa, dice: avvocato, ma lì tutti quanti pagavano a noi. Siamo tornati indietro di 30 anni, commentano tutte le associazioni anti-racket, quando il sacrificio di Libero Grassi aveva risvegliato le coscienze. Adesso il pizzo è tornato ad essere normalità. L'utilizzo ormai incontrollato degli smartphone, soprattutto da parte dei giovanissimi, per questo la Polizia di Stato ha avviato un lavoro di prossimità nelle scuole tra i più piccoli per educarli ad un utilizzo più consapevole dei social network e dei telefonini. Un utilizzo che può provocare degli eccessi con il rischio di sconfinare nel bullismo, nel cyberbullismo e nei casi più preoccupanti anche in revenge porn. Alle volte i ragazzi non si rendono neanche conto di quello che stanno facendo e del danno che possono provocare agli altri, ai compagni in generale, alla scuola. Ed è bene che riflettano su questo. L'Albino Luciani è una scuola cosiddetta di frontiera a Messina, fondo fucile famoso sino a qualche anno fa per la grande baraccopoli, simbolo del degrado. Qui si cerca di lavorare sulla prevenzione, sui temi del cyberbullismo. Temi delicatissimi e che coinvolgono tutti l'utilizzo di cellulari, di computer, in generale del web, cioè tutti strumenti che devono essere conosciuti dai ragazzi anche per le potenziali conseguenze del loro utilizzo. E questo vogliamo farlo soprattutto nelle scuole che coinvolgono i ragazzi più piccoli, quelli che sono le scuole elementari, le scuole medie, insomma gli studi comprensivi fino ad arrivare agli studi scolastici superiori. Circa 200 i bambini dagli 11 ai 13 anni che hanno incontrato gli agenti di tutte le specialità della polizia e che hanno cercato di far capire loro che frasi pesanti, offensive potrebbero portare anche a conseguenze gravi. Sono dei ragazzi che vanno senz'altro accompagnati e vanno informati quelle che sono le potenzialità di questi strumenti, anche perché spesso non si rendono conto che dall'utilizzo di questi strumenti possono derivare dei reati e che possono coinvolgere sicuramente persone, compagni di classe, adulti, insegnanti. Si annuncia bagnato il ponte dell'Immacolata che in Sicilia potrebbe essere contrassegnato dalla pioggia, specie tra venerdì sera e sabato mattina, quando una perturbazione d'origine atlantica attraverserà l'isola con possibili fenomeni anche intensi sul versante sud-orientale tra Catania e Siracusa. Quella che vedete è un'immagine satellitare con una concentrazione di nubi a largo della penisola iberica ed in avvicinamento verso l'Italia, con un vortice ciclonico che prima raggiungerà la Sardegna e poi la Sicilia. Una depressione in transito sul canale di Sicilia potrebbe determinare delle condizioni di spiccato maltempo con venti anche abbastanza intensi da oriente e delle piogge a tratti anche intense. Ombrelli, giubbotti e sciarpe fino a sabato pomeriggio, poi domenica ci sarà la rimonta dell'anticiclone delle Azzorre che spazzerà via le nubi e riporterà le temperature su valori che si registrano nel mese di ottobre. Lunedì, martedì, almeno fino a mercoledì della settimana entrante, un'area di alta pressione di matrice subtropicale dovrebbe garantire condizioni di tempo stabile, soleggiato, con temperature fresche la mattina, ma durante le ore centrale della giornata si potrebbero raggiungere benissimo anche 18-20, a tratti anche 22 gradi, soprattutto appunto sulla fascia ionica del Catanese. Sole e temperature quasi primaverili, così il 2023 si conferma anno più caldo della storia. Capra!
Il divario di genere in Italia è il peggiore del mondo, lo dice il sondaggio trimestrale OCSE-PISA, che mette in evidenza come la preparazione degli studenti sia crollata a livello mondiale, complici gli anni di pandemia, e come l'Italia vanti il triste primato del gap tra sessi in matematica. 7/7. Forse i ragazzi siano più predisposti alle materie scientifiche in generale. E se i ragazzi vincono in matematica, nella lettura le ragazze ottengono un punteggio superiore ai ragazzi. E questo nella vita pratica si traduce nelle solite incomprensioni tra sessi. Quando tu scrivi un messaggio a un tuo amico, al tuo fidanzato, lo capisce in pieno quello che tu gli scrivi? Gli vuoi comunicare? No, non sempre. Infatti a volte ci sono i punti rispondono con i punti interrogativi e io mando un vocale per essere più chiara. Non si mettono a capire il messaggio per bene, quindi magari soltanto una volta lo leggono, capiscono magari così e poi è tutt'altra un'altra cosa. Nel nostro paese permane un forte divario geografico. Tutte le aree del nord Italia ottengono punteggi superiori alle aree del sud e in tutti e tre gli ambiti: matematica, lettura e scienze. Questo è anche vero, perché comunque qua, soprattutto in sud Italia, c'è più menefreghismo da parte di ragazzi, perché preferiscono magari andare in strada, stare in strada di qua e di là. Credo che qui le università siano molto preparate, non credo che ci sia tutto questo divario, ma in realtà la questione dei divari c'è sempre stata e non solo nell'ambito scolastico, credo. Insomma, è come se in questi ultimi 20 anni non fosse stato fatto nulla, nonostante fondi, progetti, investimenti per migliorare il rendimento degli studenti. I ragazzi sono più bravi in matematica, ma non capiscono quello che leggono. No, noi siamo ignoranti proprio in tutto. Ignoranti a 360 gradi siamo noi. Sotto con il derby che accende l'entusiasmo dei tifosi, anche se sugli spalti del Franco Scoglio non ci saranno sostenitori rossazzurri. Un divieto di trasferta che toglie sale ad un match che comunque non ha bisogno di presentazioni. Punti pesanti in palio per Messina e Catania, con gli uomini di Lucarelli che si preparano alla sfida con un occhio all'infermeria e l'altro alla Coppa Italia. Osservato speciale di Carmine, 11 presenze e 6 reti quest'anno, che la dicono lunga sul rendimento dell'ex centravanti di Verona e Perugia. La sua assenza contro la Virtus Francavilla si è fatta sentire e per questo lo staff sanitario lo sta seguendo passo passo nel tentativo di averlo a disposizione per la sfida contro il Messina e magari gestirlo per i quarti di Coppa Italia contro il Pescara di Zeman. Ci sarà invece Sarao, che ha scontato un turno di squalifica per un'ammonizione presa dalla panchina e che di fatto lo ha escluso dalla gara contro i pugliesi, riducendo il potenziale offensivo degli etnei. Lucarelli, ex di turno, suona la carica e al Cibalino tiene sotto torchio un gruppo che sabato sera dovrà dare risposte anche dal punto di vista caratteriale, considerato che si giocherà senza tifosi rossazzurri al seguito. Per l'occasione la società del presidente Sciotto ha indetto la giornata giallorossa. Non saranno validi gli abbonamenti, ma ci saranno agevolazioni in tutti i settori ed in particolare per donne, ragazzi fino a 14 anni ed over 65, cancelli aperti a partire dalle 18:45. La vittoria in trasferta sul campo del Monterosi ha dato morale e fiducia alla squadra di Modica, che ora va a caccia di una continuità di risultati che possa riportare i giallorossi in una posizione di classifica più tranquilla. Dopo 5 gare senza vittorie e senza gol all'attivo, il Messina ha ripreso il cammino ed è atteso ora dalla cosiddetta prova del 9, partendo dalle certezze Fumagalli, dai possibili protagonisti Plesce e Ragusa, dagli outsider Pacciardi e dalle sorprese Franco, uomo faro che in riva allo stretto non ha ancora del tutto fatto vedere la sua luce.